La CGIL di Agrigento, per mezzo del suo segretario Alfonso Buscemi, con una lettera inviata al magnifico rettore dell'Università di Palermo, intende segnalare alcune gravi criticità che si sono verificate e che purtroppo continuano a ripetersi in merito alla programmazione didattica presso il Polo Universitario di Agrigento. In più occasioni, afferma la CGIL, all'interno del calendario delle lezioni risultano inseriti docenti che in realtà non hanno più in essere un contratto di lavoro con l'Ateneo. Tale circostanza genera notevoli disagi agli studenti e in particolare ai pendolari, i quali, recandosi al polo universitario agrigentino per seguire le lezioni, si trovano poi a constatare l'impossibilità di svolgere l'attività didattica programmata. Inoltre, il continuo rinvio delle lezioni di una materia va a ingolfare lo studio dei ragazzi che si trovano più materie concentrate in uno stesso periodo, insieme anche al periodo del tirocinio, rendendo di fatto tutto complicato seguire insieme. Si rammenta inoltre che già lo scorso anno, a seguito della scadenza delle dimissioni di alcuni docenti, diverse materie sono rimaste prive di insegnamento per lunghi periodi, con evidenti conseguenze negative sul percorso formativo degli alunni. Alla luce di quanto sopra esposto, la CGIL invita il magnifico rettore a volere disporre le opportune verifiche al fine di garantire una maggiore attenzione nell'organizzazione delle attività didattiche, così da evitare il ripetersi di questi disservizi che incidono profondamente sul diritto allo studio. Pertanto, il segretario generale della CGIL Buscemi confida in un sollecito riscontro sulla risposta in merito alle carenze denunciate.